Petrus l'Amarissimo racconta una vicenda di un uomo forte, Sebastiano Caboto. America del Nord, estate del 1509. Una numerosa flotta bordeggia da tempo lungo le impervie coste del Labrador. Scopo della spedizione è l'esplorazione sistematica della grande baia di Hudson. 65 gradi di latitudine settentrionale, un ostacolo imprevisto. Grossi blocchi di ghiaccio portati dalla deriva avanzano verso le navi. Andremo a fondo, torniamo indietro! È il grido che corre tra gli uomini. Caboto non può arrendersi, sa che la grande baia non è lontana. Ecco, Caboto ha deciso. Raddoppiare la vela, disporsi a freccia. Passare prima che i ghiacci entrino in rotta di collisione è il suo audace proposito. Un rischio grande, calcolato con estrema freddezza. Alla massima velatura le navi, una dopo l'altra, entrano incolumi nella grande baia. Caboto ha vinto. Nel mondo del coraggio c'è sempre una nuova frontiera per l'uomo forte. Petrus, l'Amarissimo, per l'uomo dal gusto forte. Petrus, distillato all'antica maniera olandese. Petrus, il digestivo di erbe rare raccolte in tutto il mondo. Per l'uomo dal gusto forte, Petrus, l'Amarissimo.